Rieccoci, primo City al Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come dico subito vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ricordo l'appuntamento di martedì 12, tutti i martedì avremo ospite, lo ringraziamo il sindaco di Padova Sergio Giordani, in diretta con i cittadini padovani. Potranno telefonare, potranno mandare messaggi, potranno durante la settimana mandare nell'email apposita le richieste che vogliono fare al primo cittadino di Padova. Ovviamente il sindaco, con il tempo che la trasmissione permetterà, cercherà di rispondere a tutti durante la trasmissione o eventualmente durante la settimana negli uffici del comune. Dunque ricordo, da martedì 12 tutte le sere dalle 19:30 alle 20:20 avremo in diretta il sindaco di Padova Sergio Giordani. Allora, eravamo rimasti Padova, abbiamo messo che guarda il futuro con un ottimismo straordinario, perché io ricordo su tutti nel periodo post-Covid, poi ne parliamo dopo sindaco, e sono davvero felice da padovano come lo è lei di più perché è il primo cittadino, però perché poi lei mi dice che sto in periferia, è vero, però sono nato nel Ciotolo, detto questo, ho fatto la battuta, nel vedere tanto turismo che non avrei mai pensato nel periodo del Covid, e quindi ne parleremo dopo. Però c'è il conservatorio dove lei ci ha lavorato con pazienza, l'aveva promesso, è stato come la fiera, vedrete, e tanti magari non ci hanno creduto, invece lei è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Sì, sono molto soddisfatto e anche molto preoccupato. Il conservatorio a Padova è famoso nel mondo, è una situazione sotto l'aspetto di sicurezza degli studenti veramente precaria. Sono 900 studenti e 100 professori, è una cosa importante per Padova, e ovviamente non faccio accuse nel passato, ma per via di una legge molto strana che non è andata a buon fine nel tempo, in proprietà del comune, la manutenzione spetta alla provincia. Dopo sono le solite diatribe, è colpa mia, è colpa tua, alla fine però come ne va risolto, non sto accusando nessuno. Io ringrazio il professor Muraro, presidente della Fondazione Caripalo, e Messina, il ministro delegato Intesa, perché finalmente l'Intesa, Banca Intesa, ha fatto una cosa semplicissima, ha pagato per ristrutturare tutto quanto l'attuale conservatorio. Nel contempo una parte di Palazzo Foscarini, che è proprio appiccicato limite su Piazza Limitani, viene accorpato per 2300 metri quadrati, poi alto da terra a cielo. Non so se chiedo alla regia se abbiamo le immagini, chiedo a Marco. Viene raddoppiato il conservatorio e messo tutto in ordine, ristrutturato completamente. I lavori cominceranno, penso, in primavera, ci vorrà un paio d'anni. Nel contempo il comune si accolla sia il costo di trovare in affitto un'altra sede, perché sono tante persone per cui dobbiamo trovare un'altra sede e stiamo cercandola e la troveremo a breve. Nel contempo anche come locazione, se per caso nel conto economico del conservatorio avessero problemi di locazione, perché bisogna pagare la parte nuova per quanto riguarda il Palazzo Foscarini, bisogna pagare una certa cifra anche abbastanza bassa a Banca Intesa, per cui ci accolliamo i rischi, però penso che sia una grande operazione, parlo proprio per Banca Intesa, che ha avuto questa sensibilità nei confronti di Padova, perché nemmeno volevo pensare di chiudere il conservatorio perché non era la norma, pensavo a un problema, per cui è stato un lavoro di gruppo, consiglio di amministrazione del conservatorio, presidente Casellati, professor Muraro che mi ha dato una mano, il dottor Messina, è stato un lavoro di gruppo e siamo riusciti a fare una cosa per me importante, perché il conservatorio è una delle eccellenze della città. E di conseguenza c'è la copertura economica l'amministratore da Banca Intesa, per cui sono veramente grato. So che ho visto una lettera oggi, verrà giù per sancire proprio il tutto sotto l'aspetto non cartaceo, il contratto è già fatto quello, sotto l'aspetto immagine, perché io ho chiesto al dottor Messina che venga giù tramite ovviamente il professor Muraro, perché è una grande possibilità che ci ha dato, è giusto che venga sotto l'aspetto immagine della città, ma l'immagine nazionale, che venga sottolineato la generosità che hanno avuto in questo senso. Cioè, stiamo parlando di un conservatorio di Padova, stiamo parlando di cose, forse non tutti hanno questa sensibilità, però 900 ragazzi, e tra parentesi sono molti stranieri, tipo cinesi, che cercano di venire da noi perché è una scuola prestigiosa, è
e si fermano perché non hanno posti. Adesso potranno, tra 2 anni e mezzo, potranno ricevere più studenti, fare lezioni di qualità, per cui sono molto soddisfatto. È stato un lavoro di squadra, per cui tutti quanti insieme. Come al solito. E questa è una bella cosa, un'altra dal titolo che vedete che Padova guarda il futuro. Senta, per quanto riguarda, dicevo prima di fare ragionamento sul conservatorio, in questo periodo estivo, tanti turisti davvero. Insomma, sono soddisfatto, molto soddisfatto, c'è tantissima gente, domenica ho girato tutta Padova. Non mi ha ancora messo però informazioni in Prato della Valle, però vabbè, ormai lì non lo vedrò mai più, insomma. Me lo chiedono in tanti, non stia preoccupato. No, stiamo facendo, non è facile. Purtroppo tante cose sono un po' complicate, però Padova è veramente piena di gente, piena di risorse incredibili sotto l'aspetto turistico. Mi sono stupito anch'io in positivo, merito un po' patrimonio dell'umanità con UNESCO, c'è gente che proprio apprezza le città che diventano patrimonio UNESCO, merito dell'accoglienza dei nostri ristoratori, dei nostri bed and breakfast, dei nostri alberghi. Quando la gente viene a Padova, ho testimonianze veramente reali che non la conoscevano, vengono a Padova, magari prenotano un giorno o 2, dopo chiedono Benfest piuttosto che qualche albergo, posso restare un altro giorno, perché Padova è veramente una bella città. No, non è bella perché faccio il signore, era già bella, che sia chiaro, non ho meriti in questo senso, però va da sé che noi dobbiamo pubblicizzarla, renderla appetibile ancora di più, tranquilla, sicura, è molto importante secondo me. Quando vengono a Padova e vedono quello che abbiamo, io sono stato venerdì in un'inaugurazione non sotto l'aspetto formale, sarà fatta tra poco il Bastistello del Duomo, è una cosa, adesso invito veramente ad andare a vedere cosa c'è, cosa abbiamo, è una cosa incredibile, cioè un'opera fa parte di 8 siti UNESCO ovviamente, ma è una cosa incredibile, ristrutturato. Ma ne avevamo già noi dei siti UNESCO qua a Padova? No, è uno dei siti UNESCO. Sì, no, ma ne avevamo già prima di questi, voglio dirle. No. Ecco, no, ma il giardino... No, certamente sì, c'è anche l'orto botanico. L'orto botanico è già fatto nel passato ed è bellissimo. Anzi, mi fa cogliere una domanda. L'orto botanico, di chi è la proprietà? L'università? Dell'università. Ecco, lo so perché le chiedo, perché tanti mi chiedono, ma è possibile che l'orto botanico abbia con Prato della Valle così l'entrata da dietro che non la vede nessuno in una stradina? Ecco, lì bisogna parlare con l'università per questo, per spostarla dall'altra parte, perché davvero c'è l'entrata in Prato della Valle che sarebbe l'ideale. Invece mettono l'entrata su una stradina, non ho mai capito perché non la spostano dall'altra parte, dove hanno tolto poi il Petrarca, il Trepini, dove c'erano tutte quelle lì, hanno continuato con l'orto botanico. Non so, il proprietario è un'università, orto botanico, è stupendo, è una cosa... No, molto bello, sì. Noi padovani, parlo noi, nel senso anch'io tante cose non le sapevo, ho imparato tantissime cose facendo il sindaco. Abbiamo delle cose eccezionali, orto botanico uno di questi, il battistero, ma abbiamo cose incredibili e non siamo ancora abituati, ma sono più facili che vengano qualche straniero, qualche turista a vederla, però veramente invito tutti quanti a vedere queste cose. Tutti vengono sempre, c'è chi dice, il Canzoniere una volta diceva in dialetto veneto che Scarparo ha sempre le scarpe rotte, tanto per dirlo. Però abbiamo tante belle cose, per quello c'è tanta gente, perché trovano la città appetibile su tutti gli aspetti di ristorazione. Senta Sindaco, 2 considerazioni, la Pradina? Siamo sempre in alto mare oppure... Non c'è niente in alto mare. Intanto mi ricordo che siamo tanti proprietari così, en passant. No, l'abbiamo già detto. Mi ricordo, non è che sia stata una cosa semplicissima. Difficile, però abbiamo fatto la permuta col demanio, con l'area Vianelli, bonificato completamente Vianelli. Detto tutto questo. C'è la questura, verrà fatta la questura là, già finanziata dal demanio, dallo Stato, per cui ci siamo accollati come responsabilità della stazione appaltante per fare la questura, per in modo da accelerare al massimo i lavori. È diventata nostra da poco la Prandina. Stiamo interloquendo con la sovrintendenza perché è un'area protetta da quanto riguarda sia le 2 palazzine, però sono protette tutta l'area.
Per cui stiamo mettendo d'accordo che non sarà solo un parcheggio, lo ripeto per l'ennesima volta, No, certo, sì, ma io dico quando inizieranno i lavori, la domanda era solo in tal senso. Inizieranno i lavori in termini di parcheggio a pagamento a brevissimo, sarà Quello tra 20 mesi, questo metteremo a pagamento, ma perché metteremo a pagamento? No, ma su quello non ho dubbi, però quando inizieranno tutti i lavori... No, sono tante fasi. Allora, tanto è importante parcheggio completo, perché è gratis. Adesso facendo un pari meno 50, non so, adesso stabiliremo, è venuto fuori 1,70 euro, 1,50 euro, 1,60 euro, 1,70 euro, non lo so, faremo degli studi per capire. Però è importante che riusciamo a capire quanto è importante il parcheggio al prendiere. Mi spiego, prima di spendere soldi pubblici, vorrei capire, abbiamo chiesto al sovrintendente un anno di esperimento per mettere a pagamento, quanto è interessante. Se ci accorgiamo come amministrazione comunale che non viene utilizzato, è difficile spendere tanti soldi su una cosa che non viene utilizzata. Se vediamo che è sempre pieno è un'altra cosa, per cui secondo me oggi è drogato da gratis, mettendo a pagamento capiamo in più, per cui servono qualche mese, 5, 6, 7 mesi, capiamo qual è veramente l'utilizzo del parcheggio. Poi va rispettato ovviamente l'aspetto storico, per cui siamo in continuo contatto con il sovrintendente, dottor Magani, per capire un attimo cosa fare. Un'area delicatissima, in cui sono tutta l'area protetta. Da quando la mettete a pagamento, sindaco? Penso tra un mese. In tempi brevi, insomma. Sì, siamo già d'accordo con il sovrintendente, siamo già d'accordo. Perché quando ho detto in un'intervista mettiamo a pagamento, il sovrintendente giustamente ha detto a calma, è un'area protetta, giustamente ogni tanto faccio dei scivoloni, per cui è un'area protetta, per cui non può essere solo un parcheggio, anche manifestazioni, cultura, verde, giustamente. Certo. Infatti se avete osservato ultimamente abbiamo fatto anche manifestazioni. Sì, perfetto. Per cui voglio chiarire una cosa per sempre, non sarà solo un parcheggio, sarà anche parcheggio, sarà anche parco, sarà anche attività, non lo so ancora, ma non sa nessuno. Non lo sa nessuno, perché il progetto stiamo cercando di capirlo anche noi assieme al sovrintendente, ma questo sarà anche un discorso di interlocuzione con i gruppi politici, non c'è nessuna volontà di dire si fa così. Stiamo parlando, è un patrimonio della città e come tale va gestito da tutti quanti. Da tutti quanti. Non è accettabile, no parcheggi. Quando mi toglie le macchine da Piazza Insurrezione? No, non vedo l'ora, anch'io, mi piace la macchina. Se non fa lei, io non lo posso fare. Io ho la delega al bilancio. Casualmente, per cui sono arrivati 37 milioni e mezzo. Sa quanti però quel sa quanti ne ha chiesto lì... gli assessori? 90 per dire, sì. Ho una giunta molto frizzante. Sì, però ho capito, però quel parcheggio lì insomma. Ma nel scorso, attenzione, nel scorso spende un ricavo che è annuo in continuazione, nel scorso una spesa to cool fine a se stessa, per cui a me piace l'idea, Matti, ma penso piace a tutti i padovani. Vedere Piazza Insurrezione con le macchine non è bello, però devo equilibrare i ricavi. Ma c'è già una progettazione mentale, perché le spiego il perché, scusi, le chiedo il perché. Sono 4 anni che lei ha questa idea e che la paventa costantemente anche sotto mia richiesta di altri colleghi. La domanda, dopo tutti questi 4 anni, c'è una parvenza che possa essere realizzata oppure parliamo solo, è bello, mi piacerebbe? No, sarà realizzata, questo sono sicuro. Quando? Non lo so, non penso che noi stiamo cercando di capire, c'è un piano del traffico, perché anche la Prendiera è coinvolta. A me, l'ho detto tante volte, piacerebbe chiudere via Orsini, quella strada che è il limite della caserma. Certo. Della Prendiera. Però dobbiamo capire questa cosa, cosa succede, non è una fase. Per cui siamo con una consigliare di consulenza, stiamo capendo i flussi di traffico di tutta Padova. Per cui vuol dire i parcheggi, stiamo mettendo a posto i parcheggi, tipo il parcheggio dell'Europa e tutti quanti, tutti gli interrati, capire se chiudiamo Piazza Insurrezione, che significa, che impatto ha. Bisogna capire bene le cose, perché non vogliamo rischiare di fare pasticci. E nel contempo dobbiamo pensare anche al bilancio, perché nel caso del PS abbiamo perso il parcheggio di Boschetti, abbiamo perso il parcheggio del Prato della Valle,
APS è comune, che sia di qualche altro, 100% comune, bisogna equilibrare. Certo. Per cui a me piace l'idea, come piace penso al 99% dei padovani, e questo è un pancheggio ambito dai padovani e da noi padovani, perché se vedete, se gente in coda in continuazione, anche se pagano tanti soldi, pagano 3 euro, 3,5 euro all'ora, sempre coda. Per cui, perfetto, siccome era un sogno, è bello quello che libera la piazza, c'è il Palazzo Links che spero facciano qualcosa il più presto possibile, Camera e Commercio sta anche loro utilizzando, cercando di sistemare le cose, è una piazza che va valorizzata al massimo. Sono contento perché oggi sono riuscito a c'è anche il, come si chiama, dove passa, mi ricordo, Galleria Borromeo, che anche quella va riqualificata, sono pezzi di palo importantissimi. Sono contento perché oggi l'ho chiamato sempre sindaco, non presidente, non mi è sfuggito un presidente, perché poi giustamente mi riprendono perché è più importante il sindaco che il presidente. Senta, con i vaccini sta andando bene, mi sembra, stiamo togliendo un po', sembra, prima parlavo al telefono con qualcuno, mi diceva ma Giorgio è un imprenditore padovano che lei conosce benissimo, non facciamo Giorgio, ho paura che a novembre ritorni, quindi prima di riaprire le attività, se ritorna il Covid, ritorno in difficoltà, poi c'è da aspettare l'inverno quando si vive più al chiuso. Ecco, lei sotto questo punto di vista è fiducioso? Non sono un medico, non sono un scienziato, per cui mi attengo a quello che mi dicono i medici scienziati, unità sanitaria locale, per cui vi ricordo solo che noi abbiamo vaccinato moltissime persone, per cui sono molto soddisfatto della socialità che hanno i padovani. È fiducioso che questo... Io sono molto fiducioso, sia con la terza dose, ma anche già con la seconda, ad esempio la mortalità è andata a zero. No, però bisogna aspettare questo inverno. Ma io dico che, io ripeto a pappagallo quello che sento dai medici e scienziati, sono molto tranquilli, di conseguenza non sono tranquillo anch'io. Voglio sperare che sia così, ma ci spero veramente, secondo me riprendiamo totalmente, chiaramente questo non vuol dire non mollare, assolutamente vuol dire mantenere distanza di sicurezza, di igiene personale, la mascherina, fare i vaccini. Molti dicono non faccio il vaccino. Io apprezzo quello che ha fatto Draghi, ha detto chi non ha il Green Pass non lavora, non va al ristorante. Il modo è fiducioso io sono molto fiducioso, devo esserlo, perché non voglio nemmeno pensare al periodo che abbiamo vissuto durante il lockdown, tutto chiuso, disastro economico, Padova vuota, me lo ricordo ancora, andavo da solo. C'ero solo io che passeggiavo o la polizia, un incubo, non voglio più pensare. Lei è il sindaco del Covid, cioè che ha vissuto il periodo del Covid, quindi Dio mio. È un brutto ricordo, cioè voglio dire, penso che certe cose me le ricordo sempre. Sono d'accordo con lei. Senta, siamo quasi in chiusura, però non possono mandare l'ultimo servizio, che stiamo aspettando il tram, però vediamo questo servizio. Bello. La nuova linea del tram, il SIR 3, che con un tragitto di 5,5 km e 13 fermate collegherà la stazione a Volta Barozzo, potrebbe avere un percorso allungato fino a raggiungere Ponte San Nicolò e Legnaro. È questa l'idea suggestiva su cui Palazzo Moroni sta lavorando, con il coinvolgimento dei comuni contermini. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato al Comune di Padova il fondo straordinario destinato alla progettazione delle opere previste dal PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, fondo che dà a Palazzo Moroni la concreta possibilità di attivarsi sulla progettazione preliminare di alcune opere. A conti fatti si sta quindi parlando di un possibile allungamento del percorso di circa 5 km, che comporterebbe quasi il raddoppio della spesa. Pubblicato il bando di gara per individuare l'impresa o raggruppamento di imprese che si occuperà della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del SIR 3 per un importo di oltre 50 milioni di euro, si attende ora il 20 ottobre, termine fissato per la presentazione delle offerte. Un primo passo per il sistema SMART, il sistema di trasporto metropolitano a rete tranviaria di Padova, la cui data da segnare in rosso è il 2026. Entro 5 anni, infatti, non solo i lavori di realizzazione dovranno essere conclusi, ma le due linee, la SIR 3 Stazione Volta Barozzo e la SIR 2 Rubano Vigonza, dovranno essere in esercizio.
Tempi stretti dunque per opere di tale portata, una ancora in fase di gara e l'altra addirittura di progettazione, ma di cui è da poco partita la campagna di informazione e sensibilizzazione, con affissioni stradali e spazi pubblicitari in tutta la città e con il lancio di Aspettando il tram, gli appositi canali digital Facebook, Instagram e Telegram. Molto soddisfatto. Allora, precisiamo un attimo. Soddisfatto del servizio o del tram? Del tram, ma anche del servizio, non Vabbè, ci dia bene soddisfazione. Ma solo imprecisione. Allora, una linea operativa, quella di Ponte Vigo d'Arzate della stazione, va benissimo, non c'è nessun problema, è sempre colma gente. Ponte Vigo d'Arzate Guizza? Sì, chiedo scusa, Guizza, adesso stavo attento, bravo. Siamo in fase di partenza di primavera per quanto riguarda il C3, Volta Barozzo. Cominceranno, i sottoservizi sono già fatti in gran parte. Abbiamo prolungato la gara di 15 giorni perché è stata richiesta delle aziende, di aziende che vogliono partecipare al bando. Di conseguenza a breve sarà indicato chi dalla commissione, chi ha vinto, di conseguenza in primavera cominceranno i lavori. C'è un'opportunità di una gara ulteriore per il trasporto di massa, abbiamo chiesto al governo di partecipare, di avere dei fondi per far sì di fare il piano di fattibilità per arrivare a Agripolis. Di conseguenza questi fondi ci sono e li abbiamo chiesti per fare la gara. E questa è una cosa, non è fatta, non è stato finanziato ancora, voglio essere chiaro. Abbiamo chiesto i fondi per fare il progetto che poi deve essere finanziato dal governo. Non voglio raccontare bugie, voglio essere chiarissimo. Per quanto riguarda invece il SIR 2, che parte Vigonza-Rubano, questo è stato già finanziato, dovrebbe essere, spero in settimana, ogni giorno, mica domani, i 325 milioni finanziati ufficialmente. Noi stiamo già lavorando da 2 mesi, però non riusciamo ad andare avanti perché non possiamo spendere soldi finché non abbiamo il decreto esecutivo. Di conseguenza stiamo lavorando, dove giustamente, come detto il servizio, deve essere fatto entro agosto 2026, perché i tempi sono veramente stringenti, vi garantisco. Fare un tram, 18 km e mezzo di tram di questo tipo qua è veramente difficile ed è vincolante dall'Europa. Noi ce la faremo, no? Questo non è un ombra di dubbio, che sia APS che per quanto riguarda il tecnico comune sono già addirittura di partenza. Però è una cosa difficile, però io penso che sia cambierà Padova, perché è come la metropolitana di Londra, ovviamente con i giusti paragoni. La metropolitana di Londra porta 1.350.000 persone all'anno, con 4 livelli. Questa sarà una piccola metropolitana di Londra, piccola in superficie, porterà 20 milioni di persone all'anno, vuol dire cambiare il panorama della città, vuol dire che se io ho bisogno di andare dal punto A al punto B in macchina e ci impiego 15 minuti, se col tram ci impiego 10 minuti, è ovvio che seguo il tram. Che abbia sensibilità per l'ambiente, no? Uno ha bisogno di fare presto. Questo qui è un mezzo veloce. Di una città moderna. Preciso un'altra cosa, vi dico, è un mezzo vecchio obsoleto. Vi ricordo solo una cosa, che Alstom è la seconda azienda del mondo che produce tram similari. Ha comprato NTL, che produce i tram, a luglio, perché ha intenzione di rilanciare questo tram a livello mondiale. Perché? Perché è un mezzo economico, costa metà del tram su ferro, quel classico tram. È adatto alle città storiche come nostre, perché ha un raggio di curvatura molto stretto rispetto al tram classico, è confortevole, può andare in pendenze molto importanti rispetto al tram classico, per cui Alstom, che è una multinazionale ma enorme, ha comprato questa azienda perché crede nel mezzo. Stanno rifacendo tutto l'aspetto informatico e anche i tram vecchi nostri saranno adeguati, ovviamente. Allora, ha fatto il revamp per metterli in linea sotto l'aspetto di sicurezza, informatica. Quindi... io sono molto soddisfatto. L'ho detto un'altra volta, inizialmente non ero molto favorevole al tram. Mi hanno convinto che è il mezzo giusto. Io non ho fatto discorsi politici, è meglio cosa, meglio l'altro in base a discorsi politici. Io faccio il civico e come tale continuo a essere.
io cerco di trovare il mezzo migliore o la soluzione migliore per Padova. Non mi interessa il colore, non mi interessa niente. Certo. Siamo in chiusura, Sindaco. Allora, in tutte le città nel weekend, domenica lunedì si è andato a votare Roma, Milano, Napoli, Torino, chi più ne ha più ne metta. Domani anche a Padova, ormai fra poco anche a Padova. Lei deve ancora ufficializzare se si candiderà oppure... Adesso sto lavorando. Cioè, sta lavorando per poterlo fare, per ufficializzarlo, perché tutti dicono ma sì, tanto si candida, però deve ancora dirlo quando ci sarà l'ufficialità, se sì o se no. Non so, a Natale mettiamo una data. Presumo, sono talmente impegnato con il governo per cercare risorse per la città. Poi mi dicono che lei parla sempre, gli sta crescendo, le ho fatto una domanda e lei sta facendo il politico, le sta crescendo il naso. La domanda era se si candida oppure no, quando lo dirà. Ma penso che la gente non è interessata a sapere queste cose qua, è interessata a vedere che andiamo avanti con l'onda palla, che facciamo entrare, che sistemiamo la città, che c'è pace e tranquillità, che non c'è nessun litiga. Questo l'abbiamo già detto. C'è tempo. Io penso che la gente, l'ultimo dei problemi è questo. I politici alle volte potrebbero vendere i condizionatori proprio al Polo Nord. Non sono un politico, sono una persona normale, sono un civico, non sono un oratore, sono una persona semplice. Mi devo fare per la città, mi devo fare per la città. Fatica a interromperla. No, ma io sono contento così. Poi quando le do questo verve si sbilancia. A me piace fare cose. Vabbè, abbiamo capito che si candida. Detto questo, l'ho capito io, non lei, l'ho capito io. Perché se no uno dice, ma te la tira, no. Io ho un principio, l'ho fatto in Interpol, l'ho fatto calcio a palo, tutte le mie esperienze. Fino all'ultimo giorno, quando ho un compito, lo faccio fino all'ultimo giorno, con passione, dedizione. Perché sono fatto così, ma non è che sono bravo, sono furbo, perché è la mia logica di fare. Sindaco, per cui che sia l'ultimo giorno, tra 6 mesi. Le sue capacità di azienda, di lavoratore, di presidente, nessuno mette in dubbio. Non sto dicendo che sono bravo, sto dicendo che il mio modo di fare carattere, io uso la passione, la voglia di fare qualsiasi attività. Io le ho fatto una domanda che era molto più semplice. Sono stato fortunatissimo nella mia vita, perché ho fatto tantissime esperienze. Vedi che faccio fatica a interrompere. No, ma sto spiegando. Ho fatto esperienze incredibili di cui sono contento come persona. Nessuno mette proprio. No, ma sono contento io di averle fatte e aver fatto questi 4 anni e mezzo sindaco. Mai avrei pensato anni fa di fare il sindaco. E fare il sindaco è stata un'esperienza entusiasmante, clamorosa. L'unica cosa che la invidio. Ma no, l'unica cosa, simpatia, la conosco. No, i video, guardi, resta quella l'amicizia, sì. Ma aver fatto il sindaco è un onore per Paola. Intanto io non mi rendo ancora conto di aver fatto il sindaco. Però intanto mi chiamano, non riesco a capire, stanno parlando di me, non so, per cui non mi giro neanche. Però, no, si gira, adesso si gira, le garantisco che si gira. Una volta l'ho chiamato presidente, mi ha detto sono un sindaco, vuol dire da quel momento è iniziato a girarsi. Avevo detto anche sbagliato. Sì, sbagliato, si ricorda tutto. Ma al di là di questo non mi ha finito fargli la domanda, no? Aveva fatto la promessa, se non era lei, il mio aveva una domanda ben precisa, perché ci sono state le elezioni di domenica, lei si candiderà sì o no, io presumo di sì, però non si sa, deve ancora ufficializzarlo. Le dicevo, la gente non è andata nemmeno a votare per il proprio sindaco della città, è andata il 47-48% in certe città. Non trova che sia triste questa cosa? Molto triste. Ha capito? Era questa la domanda che volevo fargli. Lei non mi ha lasciato terminare la domanda. No, io stavo scherzando. Molto triste, devo dire, la partecipazione dei cittadini è fondamentale. Ma concludo, dà anche un po' di responsabilità al Covid, cerco un alibi, ho cercato di trovare giustificazione, un po' che la gente ha paura. Devo dire che anche delusa la politica un pochino. Per fortuna abbiamo un grande Presidente del Consiglio. Appunto, avendo anche un bravo Presidente che ha risolto un problema importante, che vada poca gente a votare per il sindaco della città, io ho dato un alibi fortissimo, mi creda, perché ho incontrato delle persone che non sono andato perché ho paura del Covid, giorno non vado. Sono tante componenti. Se lei ne ha delle altre mi dica il motivo per cui è andata così poca gente. Un po' di sicurezza, un poco amore per la politica, che trovo sbagliato. È stata demonizzata la politica in questi anni qua, ha delle grosse responsabilità la politica, basta vedere quanto è bravo il Presidente attuale del Consiglio che sta sistemando l'Italia. Io prego veramente che rimanga tanto tempo, perché
perché ha una credibilità eccezionale sotto tutti gli aspetti. C'è qualche crepetta però all'interno del No, governo, io penso che nessuno abbia il coraggio. Qualche crepetta con le tasse. Nessuno ha il coraggio. Ma c'è chi qualche si assume la crepetta. responsabilità di una cosa del genere, cioè, è molto, molto pericoloso. No, è vero, però c'è Mi qualche ricordo che crepetta. 120 miliardi di euro l'Europa ce li dà se facciamo le riforme. No, è tutto vero. È come adesso il tram, 325 milioni. Se lo rendiamo operativo entro agosto 2026, se no non becchiamo Non ce niente. li danno. Per cui attenti, non si scherza con fuoco. E penso che la responsabilità politica nell'affidare la gestione del paese a Draghi e a tutti i ministri ovviamente sia veramente determinante. Io non credo che nessuno abbia il coraggio di fare un'operazione del genere. Penso io, con buon senso, io sono una persona di buon senso, non sono politico, io vado ai fatti. E io penso che abbia un grande fortuna avere uno che si chiama Draghi. Certo, va bene, siamo in chiusura, vi ricordo ancora l'appuntamento tutti i martedì, da martedì prossimo, martedì 12, dalle ore 19:30 alle ore 20:20, minuto più, minuto meno, avremo ospite in studio il sindaco di Padova che risponderà in diretta alle vostre telefonate, ai vostri messaggi o durante la settimana anche alle email che sono dedicate appunto al sindaco di Padova e ovviamente il tempo della trasmissione, eventualmente se c'è qualche altra domanda risponderà dal comune durante la settimana stessa. Ricordo l'appuntamento dal martedì 12 dalle ore 19:30 qui a TV7. Grazie sindaco. Grazie a voi, buona serata. Buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo invece con un'altra puntata di Primus Inter Pares.